Prendono i campionati di calcio, la vedremo in tribuna sia per il Venezia sia per il Mestre? Sì, dovrò farlo qualche volta senz'altro per dovere d'ufficio, anche perché a me poi lo sport piace tanto. Non mancherò al derby, penso, perché insomma ci manca troppi anni, Venezia Mestre o Mestre Venezia, che vedremo andata e ritorno, salvo che poi non ho altre complicazioni più importanti, senz'altro. E abbiamo restituito il Baracca al Mestre, restituito per il momento ancora in maniera un po' rocambolesca, perché era stato dato il Baracca assieme ad altri 11 edifici all'SGR di Est Capital, una situazione anche lì kafkiana, che un giorno facciamo una puntata solo su questa. Comunque ho chiesto e per fortuna insomma, siamo riusciti a trattare, per il momento ce l'hanno prestato, perché, cioè, questo è il punto, ce l'hanno prestato perché adesso è ipotecato dalle banche. Stiamo immaginando un'operazione per i prossimi anni di restituzione, daremo qualcosa in cambio. Ecco, ci ho lavorato su perché sennò al Mestre doveva, adesso è andato a Mogliano, ma col presidente, con la società abbiamo fatto questo, stanno occupandosi un po' di capire come poter aggiornarlo perché non è agibile ancora, poi stanno facendo dei progetti la società, noi li appoggiamo quello che possiamo nella logica diciamo ovviamente burocratica perché soldi noi non ce ne abbiamo, ma la società mi sembra sta lavorando bene, un presidente serio. Lo stesso posso dire del Venezia Calcio, mi sembra, adesso non voglio parlare prima del tempo, ma insomma a me sembra, abbiamo scelto questa società americana, cioè diretta di produzione di proprietà di un americano, mi sembra molto serio, ha tenuto tutta la compagine di prima, abbiamo parlato, i primi interlocutori miei sono stati i tifosi, ho chiamato le tifoserie e tutto, ho spiegato la situazione, anche lì ho detto sinceramente com'è la situazione, ho detto guardate, secondo me qui la situazione così non passa, non ci sono soldi, fa un discorso. Ci proviamo, se non riusciamo a mantenere la categoria andremo alla categoria inferiore. Loro hanno accettato, ho già detto, certo, proviamoci, ma se non c'è la categoria inferiore va benissimo, purché ci sia la voglia di sport, la voglia di onestà.